Siamo sopra la Giara di Siddi, un altipiano di origine vulcanica, per andare a inquadrare, per andare a descrivere quello che è l'enorme, il colossale abitato che si sviluppa sopra la Giara. All'incirca le dimensioni dell'antipiano assommano circa 20 km quadrati e si vuole sottolineare quella che è appunto la forte antropizzazione, la forte occupazione di quello che è l'altipiano. Abbiamo appena anticipato di trovarci in quello che è il quartiere funerario dell'immenso agglomerato urbano che si sviluppa sulla Giara, in modo da identificare che cosa? Il monumento principale, la tomba dei giganti, che già degli studi avanzati accreditati hanno indicato come la sepoltura per la classe aristocratica all'interno della società nuragica, e per osservare il territorio circostante che sottolinea degli ambienti ad uso cultuale e le sepolture meno importanti, sepolture a pozzetto, sepolture fosse terranee circondate da un cassone litico, che sottolineano gli individui meno abbienti della società e chiesero espressamente di essere tumulati vicino ai personaggi di rango. L'elemento litico che compone la sepoltura è il basalto bolloso, come potete vedere alle mie spalle, proveniente appunto dalla zona stessa. Strutturalmente la tomba si presenta a prospetto murario, cioè come una sepoltura dove la facciata è composta da tanti conci sbozzati, sagomati ed accostati tra di loro da sembrare un perfetto muraglione. Ma questo non ci deve trarre in inganno, perché sparsi ancora sul terreno rimangono le antiche lastre che decoravano la facciata e praticamente la accomunavano stilisticamente alle belle tombe arcaiche, quali per esempio Senetomes di Dorgali o Koduekyu di Arzachena. Come si compone la sepoltura? Sostanzialmente da due parti fondamentali: il corpo o camera funeraria di pianta rettangolare e poi successivamente venne edificata l'esedra, l'emiciclo, cioè le due grandi ali che in questo caso molto massicce vengono delimitate anche anteriormente quasi da una sorta di platea, cioè per la costruzione della tomba venne scelto un luogo alto e venne creata una massicciata dove erigere proprio il monumento sepolcrale, proprio per creare una scena dove la sepoltura risaltasse rispetto all'ambiente circostante. Siamo all'interno della camera funeraria e potete vederla e apprezzarla innanzitutto per la sua luce, un profilo appunto tronco ogivale. L'altezza della camera è circa di 2,40 m, la parte superiore non è chiusa completamente ad ogiva ma è sormontata da lastre da piattabande. Abbiamo anticipato il prospetto murario per individuare, o meglio descrivere, che una corrente di studio individua le grandi tombe, le tombe costituite da lastre centine, da massi ortostatici, come preferibilmente le tombe più arcaiche all'interno del contesto delle tombe dei giganti, mentre quelle costituite a prospetto murario probabilmente le più recenti all'interno di quello che è il contesto funerario nuragico. Questa tipologia infatti mostra ambedue le caratteristiche, diciamo, scredita quella che è la teoria che elabora un monumento più antico e l'altro più recente, perché combina insieme, combina giustamente quelle che sono le caratteristiche del bronzo medio, della prima fase del bronzo medio, ovvero i corridoi a luce tronco ogivale sormontati da piattabande, con le caratteristiche di quella
quelle che sono il bronzo recente e finale, cioè la costituzione del paramento murario delle camere a prospetto, come se sembrassero infatti delle pareti murarie. Le caratteristiche di questo corridoio, oltre appunto alla luce troncogivale, sono nella parte anteriore il posizionamento di grossi macigni quasi a strozzarne l'imboccatura e un possente architrave per chiudere quello che è l'ingresso alla sepoltura, per creare appunto un piccolo portello. Cosparsi nel terreno antistante alla sepoltura si possono osservare i vari conci che, combinati tra di loro, creavano tre grosse parti ad individuare, a disegnare appunto una grossa stelecentina che decorava anteriormente la sepoltura. Questa sepoltura presenta una caratteristica che sino in Sardegna è stata rinvenuta esclusivamente, credo, in 2, forse 3 sepolture. Si tratta di una grossa nicchia a parete. Eccola, alla mia sinistra, la grossa nicchia presente in camera. Un'altra sepoltura in particolare presenta 2 nicchie contrapposte, ma stiamo trattando di una sepoltura collocata verosimilmente nel Nuorese o nella Barbagia, mentre qua nella Marmilla credo che verosimilmente sia l'unico monumento, l'unica tomba che presenta un'unica grossa nicchia all'interno del corridoio funerario. Beh, questo ci riporta ad un gusto di matrice neolitica o eneolitica, l'età del rame, dove possiamo rinvenire solo in un altro monumento, che è Sacovecada nel comune di Mores, un corridoio funerario dove sul lato è ricavata un grosso incavo, verosimilmente per deporre il corredo funerario, e viene utilizzato per accompagnare i defunti. In contrapposizione a quello che lo stile murario utilizzato nelle pareti, cioè con tantissimi conci accostati a creare quasi dei filari ordinati, possiamo notare che la parte più profonda della sepoltura presenta un'unica lastra a chiudere verticalmente quella che è la sepoltura, quella che nell'antichità doveva essere tolta, smontata per introdurre i defunti all'interno della camera e poi veniva chiusa. Siamo nell'abside della sepoltura per mostrarvi che, a discapito di quello che è la parte anteriore, l'esedra, l'abside è abbastanza rifinito e ricorda le sepolture del comune di Madao, del comune di Fogni, nella località di Madao. Come potete vedere, i conci sono stati sagomati a semicerchio e insinuati nel muro con tecnica a sacco.